Adesso sta bene perché comunque è stata tranquillizzata, è stata rassicurata, però lei ha detto che non va più giù da sola. Io sto lavorando da anni per l'autonomia di mia sorella. È stato un traguardo quello di andare giù da sola, a prendere il pulmino, aspettarlo e tutto quanto. Adesso da lunedì ritorneremo giù ad accompagnarla perché ha detto che lei da sola non ci va. A parlare è Claudia Peloso, sorella della 52enne disabile insultata e spinta da un gruppetto di studenti a Castelfranco Veneto mentre aspettava il bus nella zona di via Podgora. Sarà stata presa di mira perché qui i ragazzi fanno bisboccia di tutto, fumano, bevono birra e probabilmente, non lo so, perché comunque non ero presente, ma c'era tanta gente, c'erano tanti ragazzi e l'hanno insultata e spintonata. Salita in pulmino, a un certo punto è scoppiata a piangere e a parlare velocemente e l'accompagnatrice non riusciva a capire cosa fosse successo. Solo quando si è calmata è stato possibile capire cos'era accaduto. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, ma la sorella della 52enne ha deciso di querelare anche il sindaco Stefano Marcon per inadempienza. Da circa 7 anni i residenti chiedono al comune di intervenire contro il degrado in cui sta piombando quella zona. Giovani che bivaccano, sporcano, ci fanno un po' quello che vogliono. Di recente in municipio è stata depositata anche una raccolta firme, ma senza risultati concreti. Con una lettera di accompagnamento abbiamo portato circa 200 firme dove chiedevamo nuovamente, che era già stato richiesto nel 2012, cartelli di divieti con divieto di bivacco, divieto di skateboard, divieto di musica alta e ci ha garantito che entro 15 giorni ci avrebbe messo questi benedetti cartelli, che devono ancora naturalmente essere messi, e basta. E adesso siamo arrivati a questo evento qui, a questa situazione successa ieri e io ho detto adesso basta. E sono andata a denunciare il sindaco per inadempienza perché lui non sa la situazione del suo territorio.